Io ero indignato, offeso, non sapevo neanche come considerare l'obrobrietà del... Io non immaginavo proprio venisse condannato. Poi con un numero di anni inflitti come se fosse un criminale efferato, chissà con quale... cioè non riesco a capire proprio come si vada a condannare una persona per bene che per una volta può anche aver esagerato nel suo reagire e condannarlo a quasi 15 anni di galera, un uomo che ha 72 anni. Questa è la reazione di Franco Birolo, l'ex tabaccaio di Cive di Correzzola nella Bassa Padovana, alla sentenza di Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver sparato ed ucciso 2 rapinatori che erano entrati nel suo negozio. Anche Birolo ha subito un processo perché anche lui ha ucciso un ladro che era entrato nella sua attività. Processo da cui è uscito innocente fino al 3° grado di giudizio. Che tu reagisci all'interno o appena fuori della tua attività entra sempre nell'episodio stesso. Quindi anche Roggero, il fatto che abbia inseguito, che abbia rincorso i ladri appena lui ha potuto, perché non poteva farlo prima, con la pistola puntata alla tempia, non poteva farlo prima. Quindi questi appena sono partiti per fuggire, lui si è messo appresso e ha cercato di fermarli in qualche modo. Il gioielliere, intanto, ha passato la sua prima notte nel carcere di Bollate, nel Milanese, e ha ricevuto la visita del ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, che ha riferito di averlo abbracciato anche a nome dei tanti italiani che gli hanno espresso solidarietà e di appoggiare la richiesta di grazia voluta dalla moglie di Roggero, anche se, ha ribadito, è una prerogativa del Presidente della Repubblica. La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente nei tempi e nei modi che vorrà dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti. Poi ci sono tanti modi di scontare una pena. A 72 anni, dopo una vita di lavoro, di fatica, di sudore, di affetti e di amore, sicuramente non penso che passerà anni chiuso in un istituto carcerario. Birolo ci conferma di aver sentito Roggero poco prima che fosse emessa la sentenza, trovandolo pronto anche ad un'eventuale condanna. Lui aveva messo in preventivo anche questa ipotesi, sì. Noi tutti speravamo in una soluzione diversa. Purtroppo 15 anni sono tanti per un uomo di 72 anni, che neanch'io avrei mai immaginato, appunto. Poi il risarcimento è una cosa assurda che non sta né in cielo né in terra. Io non condivido assolutamente queste cose.